Ben ritrovati dalla redazione. Stupore per il passo indietro di Antonio Gurieri e preoccupazione di un nuovo periodo di commissariamento dopo più di un anno di vacazio. La comunità del porto di Trieste di una cosa ha bisogno e lo ribadisce ancora una volta: che si faccia presto, ma con la scelta di un presidente e un altro commissario non basta. E i sindacati intanto suonano l'allarme. Lo hanno sottolineato in termini quasi identici Stefano Visintin, presidente dell'associazione di categoria SPT Astra, Fabrizio Zerbini, presidente del Propeller Club e di Antep FVG, e lo spedizioniere Francesco Parisi. Erano le 8 del mattino del 15 aprile 1964 quando, stando agli annali triestini, il primo squillo di sirena lungo via Malaspina annunciava l'avvio della produzione di sigarette e la nascita ufficiale della manifattura tabacchi, destinata a restare in funzione fino al 1999. A mezzogiorno di ieri è di nuovo un fischio a segnare l'epilogo definitivo. Mezzo secolo di storia industriale verrà demolito nel giro di 6-7 mesi, sbriciolando lo scheletro di cemento e vetro da 20 anni abbandonato e in attesa di un futuro. Una gita in barca per una giornata spensierata con gli amici si trasforma in tragedia. A perdere la vita per le conseguenze sopraggiunte durante un tuffo in mare è stato Francesco Sguazzin, 53enne di San Giorgio di Nogaro, deceduto ieri alle 13:40 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato trasportato in codice rosso nel pomeriggio di sabato 26 luglio. Lascia 2 figli, la compagna Martina, la mamma Mirella e la sorella Cinzia. I funerali si celebreranno sabato a San Giorgio di Nogaro. L'ora non è stata ancora stabilita. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera Marittima di Trieste è intervenuto presso la zona di controllo dei passeggeri in imbarco su una nave da crociera ormeggiata presso la stazione marittima del capoluogo, in quanto, a seguito del previsto controllo effettuato mediante scanner radiogeno sui bagagli, è emersa della presenza di 3 coltelli con lama di circa 10 cm. Le armi venivano rinvenute all'interno del bagaglio di un cittadino svizzero 18enne che si stava imbarcando per una crociera unitamente alla propria famiglia, il quale a riguardo riferiva di averle recentemente acquistate a scopo collezionistico. In considerazione dell'espresso divieto di introdurre armi a bordo, nonché del più generico divieto di porto di armi, oggetti atti ad offendere di tale tipologia, il giovane veniva dunque denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e le stesse venivano poste sotto il vincolo del sequestro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Al mattino variabilità, non si esclude qualche locale pioggia verso il Veneto. In giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso su pianura e costa, mentre in montagna possibili isolati rovesci e forse qualche temporale che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Nella notte e al mattino bora moderata a Trieste. Temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, sulla costa fra 16 e 19, massime in pianura fra 26 e 29, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.